Dei figli dell'anno, Aprile era sicuramente il più bello, alto e nervosamente robusto, sebbene ancora in crescenza, come gli snelli abeti giovani delle radure del bosco. Bonaccione, laborioso e innocente, coltivava gioiosamente con il padre i campi, i frutteti e gli orti. La madre lo adorava. Ella viveva solo della presenza di quel suo diletto fanciullo. Ma un giorno tutto cambiò. Aprile stava uscendo dalla chiesa quando... Il Signore mi perdoni, ma la predica di oggi di Don Porcheddu era veramente pesante. Non ne Ma cosa sono? Chi sono, Signore mio? Sono forse quelle creature che chiamano donne? Oh, come sono belle! Candide le mani ingioiellate, morbide le loro rosse labbra, sembran petal di rosa, ma non sono spinose. Vorrei baciarle, amarle, le eleganti e ampie camicie, strette nel corsetto. Ma chi è ella? Antonia. Oh, com'è bella, dolce, armoniosa in tutta la sua figura, e quegli occhi, verdi come la vite, simili a quelli di una civetta. Oh, buon Dio, cosa mi accade? Cos'è che io sento dentro me? Il bollore del sangue, il calore delle carni. Oh, Signore, sono forse nel peccato? Suizo, mio caro, finalmente sei tornato. Ma lasciami in pace. Aprile, stai male? Sei così pallido. Hai la febbre? Rispondimi, tesoro, che hai? Ma è possibile? Ti ho detto di lasciarmi in pace, basta! Ma che ho fatto? Gesù mio, che ho detto di sbagliato? Se donnicciuola, non scomodare il nostro Signore per cose del genere, sarà di malumore. No, non me lo sento, è colpa mia. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Ma smettila, io sono più che convinto che sia innamorato invece. Innamorato? Sviti Eddu meu? Zi Eddu mi pare ben cresciuto, e poi risaputo che in questa stagione tutte le creature hanno bisogno d'amore. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo una sposa per il nostro Aprile. Se lo dici tu, ma chi scegliere? Di sicuro dovrà essere di buona famiglia, di buoni costumi e di buona indole. Hai ragione. Che ne dici di Francesca Noina? Chi? Francesca Noina. Sai, è un suo ladro. Mio figlio non prenderà mai moglie in quella casa. Va bene. E allora Antonia Portolu, la figlia del Becchino, è una brava ragazza, onesta. Onesta? Gasi, Giuppania e Rostias. Ma sai quanti ne ho visto entrare la notte in casa sua? È smaliziosa, ma hai visto che lavoro fa il padre? E quindi? Senti, Maria Zoncu è sicuramente bella. Bellezza no è dommo, non vi dura su viu. Anna Pira è pure benestante. Traso male noi si alle supeius. Meglio che mio figlio sia solo e triste per sposare quella. E basta ora, sei incontentabile. Sei tu che proponi le peggiori del paese. Ma te sai sire tu, non ser manco del nome. Oh, Muzè, vivo qui da quando ci siamo sposati, 35 anni ti ricordo. Non vuol dire niente. Asco, Gwendalina, non puoi dirmi di no, è l'innocenza fatta persona. E sia, su lei non posso darti torto. Affare fatto allora? Dai, proviamo. Benissimo, la facciamo venire qui come servente, tanto un aiuto ti serve, l'hai sempre detto, e poi vedremo. Non sabbia stando. Mentre i genitori discutono preoccupati, Aprile esce di casa. Mentre cammina, dà voce al suo turbamento. Che strani esseri sono le donne. Tutte hanno il loro fascino. Sono così belle nella loro semplicità, particolari nei loro modi di fare. Mi piacciono tutte e nessuna. Tutto ciò mi tormenta. Cerco qualcosa che non esiste, che non troverò mai. Credo di amare colei che vive lassù sul monte al castello. O forse amo Antonia con quegli occhi verdi così profondi. Chissà se i suoi abbracci sono morbidi come quelli di mia madre, ma non potrò mai avere nessuna. Tesoro, sei rientrato. Stai meglio? Hai fame? Ma lasciali in pace. Aprile, vieni qua che ti devo presentare una persona. Gwendalina! Lei è Gwendalina, adorabile, vero? Che ci fa qui? Come che ci fa qui? Darà una mano a tua madre, mi sembra ovvio. Mandala via. Ma che stai dicendo? Ma ti sei imbecillito? Ma è questo il modo di parlare? Ma non so. Bene, allora vado via io. Vai in buon'ora. Aprile infuriato, triste, innamorato, ma soprattutto disperato, inizia il cammino verso i monti.
Sto bruciando, impazzirò, lo so. Non so che fare se non scappare via. L'unica donna che mi abbia mai amato ora non mi ama più. Gwendalina, maledetta tu sia, mi hai rubato l'unica persona per cui darei tutto. E brucia questo dolore, questa tristezza che m'assale. Io non riesco, non so, anzi, non posso amare. Tutte e nessuna, nessuna e tutte. Persino queste foglie e questi sassi amano. Tutti amano tranne me. E allora, che senso ha la mia vita? Preferisco morire, voglio morire. E che anche gli altri soffrano come sto soffrendo io, soprattutto mia madre. Aprile, 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 Gesù meu, faz es. No, 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 Aprile, ai te si tu ustu, Gesù meu su oro, isira, ai te c'era così vritto, nea zambi mea, Giusy Pole, Santalena, esti, isira, Gesù meu, su oro meu, mezzo in prigione per morire così, alle missa stamos a nargere, nois, o si stanno su oiuviu tuo, juízo meu, fruite. Per questo si dice che Aprile ad ammortus a mamma affrittu.